Buonasera. Scusate, io avrei a questo proposito, cioè sono molto onorato di aver fatto questa esperienza perché io sono nell'agroalimentare da 40 anni. Io sono un superstite cioè un lottatore ancora in piedi della grossa distribuzione, ecco, per intenderci. È importante, forse per ricollegarmi anche a quello che voleva dire il Signore, il fatto di stare sempre più vicini, cioè chi produce, il produttore, vicino al consumatore. È molto ma molto importante. Su questa logica noi, andando avanti coi tempi, il consumismo, le cose, abbiamo favorito l'idea della grossa distribuzione. Che cos'è la grossa distribuzione? Io ci ho lavorato, ne sono uscito perché non potevo competere, perché poi esci fuori, non ti fanno un contratto se non veramente hanno necessità di quella tipologia di prodotto. Insomma, sono molto astuti in quello che si è verificato in questi anni. A tal proposito, cioè io sono ancora in piedi e sto vivendo proprio puntando su un discorso di qualità. La qualità è quella che mi fa stare ancora in piedi in questo settore, cioè nell'agroalimentare. E ho visto anche questa sera che è una cosa importante la qualità, è una variabile dell'economia importante quanto il prezzo. Forse il prezzo chiude tutto, racchiude tutto quanto, però il prezzo è composto da tutte queste variabili. Allora l'idea mia a proposito, per ricollegarmi anche a fraintenderci, è il fatto che chi produce, per stare vicino al consumatore, dovrebbe fare anche, sta facendo un discorso di ritorno al passato, con le intelligenze, le capacità e la cultura di oggi, proporla anche per chiudere questa filiera su un'idea che ho io, e volevo manifestarla qua, che è l'occasione penso migliore, perché siamo tutti d'accordo sulla salute. Io stavo pensando ai vecchi mercati civici, dove in ogni comune, se vi ricordate, non so, io lo ricordo perché mia nonna produceva e portava il suo prodotto al mercato civico del paese, del produttore, il vero produttore. Questi mercati da noi, il nostro territorio, con quello che si è verificato, sono spariti. Nel mercato di Calasetta c'è l'ufficio dei vigili urbani, fanno i consigli comunali, fanno business di voti. Nel comune di Sant'Antioco è ancora in piedi e non sanno cosa fare. Una parte l'hanno adibita a un centro culturale di anziani, l'altra parte sotto ha tenuto perché c'erano quei pescatori che volevano vendere il prodotto del pescato, quindi i commercianti, per intenderci, e anche qualche pescatore vero che deve stare vicino alla comunità. Ora, per ricollegarvi, io questa storia della pubblicità, di queste cose qua, sono importanti sì, però basta, bisogna apprezzare questo tipo di riunioni e fare un passaparola di cultura e di serietà, di onestà. Noi dobbiamo fare un servizio, la salute, come stavo dicendo, è la cosa più importante, è vivere, no? Dobbiamo vivere bene e dobbiamo creare economia a questo punto sostenibile, che è questo che vogliamo fare. E io sto pensando ai vecchi mercati. Qua da Cifata, se voi avete visto qua a Carbonio, c'era la scritta nell'incrocio della rotonda mercato ortofrutticolo, giusto? Sparita quella scritta, un privato ha avuto l'idea di fare la sua piattaforma e chiamare il consumatore, il cittadino, per consumare i suoi prodotti. Noi non siamo riusciti a fare un mercato dei produttori locali della provincia di Carbonio, perché i politici di allora chiedevano a noi eravamo del settore, se volevamo prendere noi il mercato per fare i box, per fare tutte queste cose qua. Non riuscendo in questa indagine, perché siamo rimasti 3 operatori del settore, la grossa distribuzione chiaramente è un avversario del mercato civico, la parola civico vuol dire cittadino, no? Quindi la mia idea è questa: perché non portare questi argomenti a chi nei nostri comuni è preposto lì per creare appunto economia, quindi sviluppo, la politica. Ecco, a noi ci serve la vera politica. L'idea mia è avvicinarci
al cittadino non con i numeri, manifesti e cose, con le cose che contano, che purtroppo noi abbiamo votato personaggi che devono queste cose dirle, manifestarle, crederci e pubblicizzarle loro, ripristinare i mercati civici, rimettere la gente a lavorare. E a quel punto un produttore per forza di cose è vicino al consumatore, ecco, tutto qua. Quindi la mia idea è questa: pensare a queste cose, produrre, ma per chiudere la filiera, per evitare poi tutto questo business di pubblicità, se no vince sempre il solito, sensibilizzare chi di dovere per ripristinare il mercato del produttore locale, sia a livello comunale che a livello provinciale e perché no regionale. Come non so se lo sapete, ma il centro agroalimentare della Sardegna sta a Sesto ed è privato perché il comune di Cagliari, anche loro hanno abbandonato la situazione e se lo sono fatti privatamente con i capitali che hanno fatto negli anni, perché noi importiamo, come giustamente si diceva, l'80% delle merci e oggi fanno un commercio lì a Sesto e tutti si rivolgono lì. E il produttore locale, il produttore anche ha poco spazio e poca vicinanza al consumatore.